Si pensi che nel giro di, 2 mesi siamo stati, contattati da più di, 2500, pazienti guariti. Quindi, c'è stato una generosità, da parte appunto di questi, aspiranti donatori. Un record per la marca trevigiana, 2500 chiamate in poco più di 2 mesi, una telefonata che dà il via ad una procedura ben precisa per diventare donatori di plasma. Profilo genetico e sintomi sono i due indicatori che rendono un donatore più o meno idoneo. Il lavoro del centro trasfusionale di Treviso anche per questo è diventato un vero e proprio terreno di studio sul plasma iperimmune. C'erano soggetti che rispondevano con una titolazione altissima, altri soggetti che appunto rispondevano con un titolo anticorpale un pochino più basso, alcuni addirittura senza appunto senza anticorpi. Quindi e questo era anche in relazione al tipo di sintomi che uno, sviluppava. Gli studi preliminari sono partiti in Cina, hanno definito il titolo anticorpale migliore per poter ottenere una terapia efficace. In generale il Veneto ha, trattato circa 1250 pazienti e, Treviso, la marca trevigiana Cafoncello è, i alla secondo posto, nella seconda in seconda posizione per avere trattato circa 140 pazienti. Per donare è necessario essere sostanzialmente sani, essere stati contagiati da Covid ed essere guariti e maggiorenni. Più il titolo anticorpale è alto, più la terapia ha la possibilità di avere successo.